Buonasera, sono Dante Spinotti. Ho spesso parlato nel mio ambiente di lavoro qui a Los Angeles con orgoglio di istituzioni come la Cineteca del Friuli, le giornate del cinema muto, del Visionario di Udine, del Far East Film Festival. Sono istituzioni e avvenimenti molto conosciuti e apprezzati anche all'estero, a livello internazionale. Avremmo preferito sentire che sono stati fatti dei tagli alla corruzione, alla mancanza di responsabilità personale, ai costi della politica, alla criminalità organizzata, all'evasione fiscale, agli interessi personali degli amministratori. Mi riferisco qui alla situazione italiana, ovviamente, più che alla nostra regione Friuli Venezia Giulia. Anche perché, in qualche modo, noi in Friuli siamo forse sentiti sempre un po' più bravi, più responsabili e onesti nella gestione dei grandi avvenimenti della comunità e più attenti nel tener conto delle necessità di tutti. Per questo spero e mi auguro che si possano trovare delle soluzioni, che si sia ancora in tempo a ridimensionare questi tagli che appaiono incomprensibili, quasi vero e proprio crimine contro la cultura. La cultura che non dimentichiamo rimane un tessuto vitale per il progresso, non solo dei friulani.